Il nostro progetto si chiama Italis. Italis che vuol dire innovazione, terra, acqua, lavoro e imprenditoria sociale. Il nostro progetto consiste nello sviluppo di una serie di corsi per produrre, conoscenza e attrarre giovani verso un progetto di fattoria urbana diffusa, cioè noi vogliamo far crescere roba da mangiare, per capirsi, dentro alle città, nel nostro caso Venezia. Abbiamo una nuova sede alla Giudecca a Venezia che tra le varie è una ex chiesa ed ha un campanile e noi vorremmo far crescere verdure dentro al campanile, cioè su superfici verticali, come esempio di anche recupero dei beni culturali combinati con la produzione di cibo da vendere localmente. Allora, Serendipity è Serendipity, 3 lettere finali, che vuol dire Serenissima Development and Preservation Through Technology, cioè Serenissima è il soprannome di Venezia, sviluppo e conservazione attraverso la tecnologia. Ma Serendipity, la parola Serendipity in italiano si dice serendipità, è questa capacità quasi magica, di fare scoperte eccezionali quasi per caso, che è fra l'altro una parola collegata anche con Venezia perché è una fiaba persiana che è stata per la prima volta pubblicata nel mondo occidentale a Venezia.